Per le interviste si ringrazia Jolly Box SRL. Massimiliano Sabadin, mister della Piovese. Fra Piovese e Marano, al di là delle posizioni in classifica, che partita sarà? Ma mi spero sia una partita chiaramente a favore della mia squadra, è una partita che abbiamo preparato bene in settimana, sappiamo del valore del Marano, una squadra costruita per stare ai vertici della classifica, però penso che la Piovese possa dire sicuramente la sua. Veniamo da una gara fuori casa nella quale abbiamo sicuramente raccolto meno di quello che abbiamo seminato e sono molto fiducioso perché ho visto i ragazzi preparare la gara molto bene in settimana e sono quindi, ripeto, molto fiducioso per la gara odierna. Rodighiero squalificato, qualche altra assenza, mister? Sì, abbiamo l'assenza di Monetti che si è rotto 2 dita della mano e ha il gesso, è un'assenza che si protrarrà per una ventina di giorni. E per il resto Malimpensa ha avuto una piccola distorsione al ginocchio venerdì, quindi non sarà nei 18, per il resto gli altri siamo a posto. Un'ultima cosa, il fattore casalingo ha avuto la meglio ad eccezione della prima giornata di gara. Oggi ci sono le condizioni per portare a casa il risultato pieno? Io mi auguro di sì, noi peraltro anche quando andiamo fuori casa andiamo con l'intenzione di portare a casa sempre i 3 punti. E nelle ultime 2 gare in casa questo ci è andato bene, però sappiamo benissimo che ogni partita fa storia a sé, per cui parlerei più che altro di situazioni così contingenti, non di regole fisse. È una partita estremamente delicata quella di oggi contro un avversario importante che però sono molto fiducioso. È con noi prima della gara anche il mister Mauro Fontana, mister del Marano Alto Vicentino. Allora, da 5 domeniche siete imbattuti. La ricetta? Ma non è una ricetta specifica, ma tanta applicazione anche in campo, in allenamento, è una squadra comunque di ottima qualità. Ecco, state preparando il salto di categoria, è quello che sperate? No, noi ci proviamo come è doveroso fare quando si ha a disposizione un gruppo di giocatori, oltre che bravi come giocatori, anche bravi dal punto di vista umano e morale. Poi il risultato del campo è quello che dirà la verità. Ci sono delle compagini molto attrezzate che hanno una rosa magari più ampia della nostra, noi dal canto nostro ci mettiamo lo spirito di gruppo, l'abnegazione, oltre che ripeto, le notevoli qualità di questa squadra, sperando di ripeterci domenica dopo domenica. Allora, la vetta della classifica e l'attacco più prolifico del girone. Sì, 5 gol di Lappe e Ceregnano sono frutto anche di occasioni magari fortuite. La quantità di gol è proporzionata, diciamo, anche al volume di gioco fatto, però come ripeto, quando si fanno tanti gol spesso accade che è anche, diciamo, frutto di occasioni fortuite o anche di situazioni, diciamo, non inerenti a un'azione studiata ma anche a fatalità, appunto. Claudio Dalla Pria, presidente della Piovese, prima della partita. Naturalmente non chiediamo come è andata la gara, però come sarà la stagione della Piovese? Ma quest'anno è una stagione dove abbiamo cercato di rinforzare la squadra con qualche inserimento dove ritenevamo opportuno. Siamo partiti con alti e bassi, quindi abbiamo alternato delle vittorie e delle sconfitte. L'obiettivo nostro di quest'anno è di fare un campionato buono, di migliorare la posizione in classifica dell'anno scorso e sono convinto che abbiamo una buona squadra che è competitiva con tutte le squadre del girone. Oggi festa anche per il settore giovanile. Ma di questo sono veramente orgoglioso, abbiamo un gran settore giovanile, abbiamo 14 squadre, facciamo campionato sia provinciale che regionale, la Juniors d'Elite. Oggi è stato un momento dove abbiamo incontrato i genitori, i ragazzi e quindi è stata una mattinata anche di festa che poi sono culminate con le fotografie che abbiamo fatto per il settore giovanile, le quali poi saranno utilizzate nel calendario che come ogni anno andremo a fare per fine dell'anno. Ecco, cambiamo argomento, purtroppo per lo sport oggi è una giornata triste, col Gran Premio di Malesia abbiamo lasciato Marco Simoncelli. Un tuo commento, Presidente? Ma è una perdita veramente immensa, non solo per lo sport ma credo per tutto il mondo. Marco Simoncelli era un atleta che giovane, pieno di vita, era veramente il simbolo della gioia quando lo vedevi.
Purtroppo un terribile incidente gli è costato la vita. Questo è un momento veramente triste per tutti e credo che faremo anche un minuto di silenzio prima della partita, proprio in segno di rispetto della figura del campione che era. La ditta Jolly Box SRL, presente da quasi 10 anni sul mercato, è specializzata nel noleggio di strutture prefabbricate per diversi utilizzi, quali uffici, mense, bar, biglietterie, box, servizi igienici e spogliatoi. I moduli prefabbricati Jolly Box offrono il più ampio ventaglio di applicazioni presenti oggi nel mercato del noleggio e si caratterizzano per modularità, flessibilità ed economicità. Jolly Box fornisce soluzioni per i diversi settori di mercato, dal civile all'industriale, dal privato al pubblico, e mette a disposizione dei suoi clienti un servizio e un'assistenza completa. Studio della soluzione ideale alla preventivazione. Consegna all'installazione e ritiro, pulizia, supporto tecnico, sicurezza alla copertura assicurativa. Jolly Box è a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 920 1683. La partita della settimana è stata offerta da Pagin Prefabbricati SPA. Amici sportivi in ascolto, buon pomeriggio. Le telecamere di Dilettanti Gol sono oggi allo stadio Vallini di Piove di Sacco per la gara Piovese-Marano, valida quale settima di andata del campionato di eccellenza Girone A. Cielo sereno, campo in perfette condizioni, spettatori 200 circa. Le formazioni: Piovese Calcio in bianco-rosso, Manzoli, Battarin, Vallese, Alban, Salvagno, Attene, Birolo, Deinite, Guerra, Pasetto, Rigato. A disposizione di mister Massimiliano Sabbadin, Lorenzetto, Mur, Schiavon, Fornaro, Ribuoli, Pellegrini, Fanton. Marano in bianco-nero, Pozzer, Broccardo, Simonato, De Pretto, Bianchini, Armenise, Maita, Carlotto, De Freitas, Lopez, Azzolini. A disposizione di mister Mauro Fontana, Vicentini, Trentin, Battaglia, Simonato, Marco, Stupiggia, Costa, Ciscato. Arbitra il signor Marseglia della sezione di Bologna, assistenti di linea Falbo e Lamberti di Padova. Passano appena 200 secondi. Dainese cerca la profondità. Sul traversone basso di Deinite si inserisce Guerra che devia sull'angolino. Subito Piovese in vantaggio. Birolo vede Pozzer fuori dai pali, il suo destro finisce a lato. Non tardano gli ospiti a portarsi in avanti. Su angolo di Maita sceglie bene il tempo Lopez e di testa pareggia i conti. Piovese Marano 1-1. 33esimo, dalla bandierina il Marano, pericolo per la Piovese, stavolta Manzoli esce poi neutralizza il tentativo di Bianchini. Sponda di Guerra per Alban, il cui destro mette solo paura a Pozzer, ma finisce a fil di palo. Sul risultato di 1-1 si conclude il primo tempo. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo alla ripresa. Fa male in avvio di ripresa la velocità del Marano che ha la supremazia sulla fascia sinistra. Manzoli si salva come può, palla a Maita che trova la deviazione, fatale alla Piovese. Marano in vantaggio al sesto. Vallese crossa dalla sinistra, Birolo in torsione cerca il 7 ma il portiere c'è e fa sua la sfera. L'espulsione di Mur per doppio cartellino giallo complica le cose all'11 di Sabbadin. In superiorità numerica gli ospiti trovano spazi in avanti. Al limite dell'offside si inserisce Carlotto che gira benissimo al volo per il terzo sigillo del Marano. Viene tutto facile agli ospiti che a 3 minuti dal termine vanno in gol per la quarta volta, con Armenise il cui sinistro trova Manzoli incerto. Il 4-1 finale lancia il Marano ma penalizza oltre misura la Piovese che aveva giocato alla pari per metà gara e che paga così a caro prezzo l'infortunio di Salvagno nel primo tempo e l'espulsione di Mur nella ripresa.
Pagin Prefabbricati SPA è azienda leader che opera nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di prefabbricati metallici da oltre 20 anni, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, vantando collaborazioni con qualificati partner internazionali e con numerose referenze di assoluto prestigio. Garage Prefabbricati. La nostra gamma di prodotti include dei moduli prefabbricati progettati e realizzati per essere utilizzati come garage per automobili o per ricovero attrezzi. Il design, le caratteristiche tecniche ed il prezzo molto competitivo li rendono una soluzione ottimale per soddisfare tutte le necessità di ricovero mezzi ed attrezzature, anche in zone residenziali. Pagin Prefabbricati SPA a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 55 64 355.